questa è una canzone in allegria. Via, quattro amici e poi ci pensiamo noi, e verso un altro inverno insieme. E questo è un altro inverno di follia. Il cammino e noi più complici sei. Buonasera, buonasera. Un applauso alla moglie di Mario Nossao. Come sapete, questa vuole essere una trasmissione di notizie positive, di momenti. Siamo partiti per rispetto dal più anziano. E Piero di Montenars come si inserisce? Allora, io mi inserisco con la stop. Lei non passi la No, patata non voglio bollente. ribaltarla, no, voglio dire, comunque molto spesso si coinvolgono i ruoli. Un bacione one al Poppa, Chiara. Chi è il Poppa? E lei ha un microfono, lei, Poppa? Beh, lo porti davanti. No, Sì, non sì. faccia questa cosa perché irrita. No. Perché sapevo. Poppa? Scusi. È una storia lunga. La- Sì, non riesco, era per una questione di una moto che possedevo, una moto Guzzi che era Coppa Italia, poi mi hanno chiamato Poppa e poi dopo mi sono dedicato all'Alfa Romeo e ho conservato questo nomignolo. Ho capito. Sì. Ho capito. E quella è mia moglie, spero. Spero. Sì, è lei, è lei. Lei da dove arriva, Poppa? Da Mariano del Friuli. Mariano del Friuli. Sì. Allora, vediamo, allora andiamo giù di un piano, giusto così incuriosiamo le persone, perché c'è una manifestazione. Buonasera, Presidente. Buonasera a tutti. Cosa succede questo fine settimana? Questo fine settimana succede... Si alzi, Presidente, mi così la alzo. vediamo in tutta la sua bellezza. Questo fine settimana succede la nostra manifestazione più grande, la nostra manifestazione più importante, manifestazione che... Che cos'è? Gran Galà di fine stagione. Si sieda, Mi siedo. tanto ne parliamo più tardi. Pensi che ha dribblato anche Galliera perché era puntato a un certo punto e lei si è abbassato, ha fatto la magia. Allora, andiamo con un brano dei Galao, che poi andremo anche a intervistare. Generoso, sempre bello vedere qualcuno che crede davvero nel biscione e che non ha mai fatto anche nei periodi peggiori. Saluti Davide, forse un giorno nuovamente alfista. Cominciano a farsi sentire i vostri amici. Saluti dalla Carnia a quello delle mandorle che va a Reginute? Reginute, deve stare attenta. Di Martignaco, questa è una che ti segue. È con questa storia del tennis. Vado un'altra volta al mio posto. Ne leggo ancora uno e poi arriviamo. Grazie Roberta per le tue chicche friulane, anche se il tuo netta. Un melograno a casa. Quanti alberi, Valdo? No, non è tanto grande. Benissimo. Scusi Masetti. Scusate Norma, PS, ti vogliamo bene. Dov'è l'alfista Roberto? Alzi la mano. Molto bene. I più bei alfisti in trasmissione sono Manuel e Jessica. Baci da mamma Fiori. Quali sono i... Alzatevi in piedi ragazzi, che non vi... Provate a alzarvi in piedi. Prego, prego, prego. Il maschietto si è alzato prima, la signora un po' dopo. Arrivano da Oderzo questi, giusto? Oderzo e Prata di Pordenone. Ciao, volevo fare un saluto al mio amico Nicola che mi parla sempre di macchine. Miriam, dov'è Nicola? Scusate che... prego, prego. No, anzi, venga qua. Venga, caro, venga. Quindi lei, scusi, che cosa ha detto un momento fa? Se è Miriam... Chi è Miriam? Sicuramente è una mia amica, insomma. Sì, lei... Ne vedo che delimita il territorio. Se Miriam può aver chiesto solo di... Ho fatto 2+2, insomma. Ho capito. Direi 1+1 più che altro. Anche. Bene, grazie. Allora, grazie Masetti. Allora, non voglio dimenticarmi di ringraziare il comune Dischetti e grandi quote. Grandi gli amici di stile, quello col turbo delta è pericoloso. FTO il soffio nero. Fatto il soffio nero? Chissà. Sempre lei. Scusi, soffio nero perché? Perché... Guardi là. Sì, buonasera. Sì. Perché il Turbo Delta, l'Alfa Romeo Giulietta Turbo Delta, e io ne possiedo uno dei 361, ma ce ne sono molti di meno esemplari al mondo, viene soprannominato per i cultori del marchio il soffio nero, perché il manometro del turbo è sul fondo nero e quando entra il turbo si sente il fischio.
ho capito. Il soffietto. Sì, grazie. Aspetta un attimo che così presentiamo gli amici di... Però prima 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera. Sono Silvia di Rive d'Arcano. Silvia, allora guardi, rimaniamo in inquadratura totale, immagino lei chiami per il quiz. Vieni, prego. Ci deve dire quanto è alta il brano e poi andiamo direttamente in pubblicità. Problema agli occhi, no? Con gli abbagli mi... Sì, lasciamo perdere. meglio Ha ragione i suoi lasciar familiari, perdere. si faccia accompagnare dalla... signora, lei andava... Chi è il dogo? Non so perché, ma... sono sempre questi individui del club. Un saluto a Ciccio Poldo dai Panins che si trova seduto all'angolo dei cattivi e che la telecamera non riesce a inquadrarlo per farlo stare dentro perché è troppo grosso. Andrea del club Volkswagen MK1. Qual è? Allora, lì. È uno che le vuole tanto bene questo, È una battaglia per me. Allora, siete grandi, i ragazzi di stile, apprezzo Anto Q4, stile Alfa Romeo, siete migliori, un saluto a Randy Orandi, mitico parcheggiatore di stile Alex. Allora, andiamo... Dov'è l'altro microfono? Al Gottolengo di Torino. C'erano questi personaggi. Microfono, sono 100 anni che sei qua, dovresti sapere che si usa il microfono. Sì, al Gottolengo di Torino. Benissimo, andiamo dai 3 ospiti che il buon Baldo ci ha portato. Dov'è il microfono? Bene, così, rapidi come un alfa. Io ricordo come venivano portato a Santa Caterina. I miei erano ambulanti di frutta, avevano il carretto, col carretto c'era il carretto che aveva il tonne davanti. E c'era mio zio che portava a me e mio cugino che ci copriva con la coperta, ci faceva giù e ci portava ai baracconi. Era un bel ricordo che ogni volta, ogni anno a Santa Caterina. Che anni erano? Sarà stato il 60, 58, 60. Buonasera, un altro lei di Udinese. Buonasera. Io ricordo lo zucchero filato. C'è a Santa Caterina, no? Quello che sbatte i piatti, Franz. L'anno scorso c'era. Sì, può essere che ci siano fatto il giro completo della fiera, quest'anno ancora. Devo Poi il giro della morte con le motociclette nella gabbia rotonda di ferro. Scusi, sradichi proprio di mano il microfono, fate sentire. No. Prego. Unchain my heart, baby, let me go. And my heart, please set me free. Unchain my heart, set me free. I'm under your spell. I'm under your spell. E papà Piero, potreste chiedere al presidente di stile Alfa Romeo di svelare i segreti del circuito internazionale di Caresana? Saluti Davide, forse un giorno nuovamente alfista. Scusi Presidente, che segreti deve rivelare? Si faccia la svelta che dobbiamo chiudere. È semplicemente uno sketch fra di noi, non esiste quel circuito. Non esiste. Esiste nella fantasia di qualcuno. Un saluto Adriano dalle amiche di Pradamano, grazie. Però prima del Presidente, rapidi, nome, cognome e provenienza. Lei è nota perché la moglie del... La Gabriella da Trieste. La Gabriella, ciao. Aspetta, piano piano, andiamo avanti. David da Pordenone. Roberto Fimicello. Manuel da Prata. Piano piano, perché se no non vi vedono. Jessica da Oderzo. Nicola da Castions di Strada. Enrico, terzo. E Denis da Berdò del Lago. Ottimo, saliamo di un piano. Enrico Monfalcone. Salvatore da Remanzacco. Loro li abbiamo già visti. Randy Staranzano. Alice da Gorizia.
Alessandro, San Lorenzo di Sontino. Andrea da Mariano del Friuli. Bene, mi fai quasi paura. Presidente, allora abbiamo il buon Tarzan, se ti alzi così ti vediamo meglio, ha detto che è scaraventato miliardi di foto, neanche fossimo stati in diretta per 6 ore. Previdente. Bravo, bella risposta. Che cosa succede in questo fine settimana? Questo fine settimana succede che la nostra associazione in pratica organizza il massimo cavallo da battaglia che siamo in grado di organizzare, il Gran Galà di fine stagione. Sono 2 giorni, 1 giorno e mezzo per la precisione, di intensa vita alfista nel cuore di Palmanova. Qua stiamo vedendo altre immagini relative a quello che abbiamo combinato quest'estate. Dove? E qui eravamo sul circuito di Tolmezzo, ospiti degli amici del Cameccarnia che hanno organizzato una bellissima giornata in pista aperta a tutte le vetture storiche e moderne. Ci siamo divertiti da matti veramente, sono dei ragazzi splendidi, un'associazione veramente gentilissima col quale collaboriamo spesso e partecipiamo ai loro eventi. E il Gran Galà comunque si svolgerà a partire dalle 14 di sabato, inizieremo fino 17-17:30 col favore della luce, ci sarà una prova di regolarità, poi ci ritroveremo in piazza alle 19:30 per una cena di vigilia. Quest'anno abbiamo scelto per questa prima un tema importante, il tema del circuito del Nürburgring. Ci saranno degli ex piloti come la Tamara Vidali, ex campionessa del campionato italiano velocità turismo, e ci sarà un'introduzione da parte dell'ingegner Dario Mella che scrive per varie riviste specializzate del settore. E ci saranno ovviamente delle videoproiezioni esclusive con delle fotografie dal centro documentazione di Arese. Il giorno dopo, la domenica, si riparte con la kermesse a partire dalle 8 del mattino fino alle 10:15, 10:20, momento della partenza, quindi invito più gente possibile a partecipare a Palmanova anche per vedere l'esposizione di alfa rare, di modelli particolari. Ci sarà questo corteo che parte alle 10:20, 10:30 appunto, faremo tappa al Castello di Fagagna, quindi una bellissima vista su tutto il Friuli collinare, e poi da lì arriveremo come punto di approdo finale a Villa Manin, dove ci sarà la parte cerimoniale, conviviale con le premiazioni e la proiezione di altri filmati particolari. Allora, prima di passare, sono rappresentanti di un istituto scolastico. Sì. Andiamo da questa, dalla Goriziana. Senta, 3 buoni motivi per definirsi alfista. Perché mi prende in castagna perché sono appena arrivata nel club. Ma lei è un alfa? E diciamo che uso un alfa a volte. Del Moroso? Del Moroso, esatto. Dov'è il Moroso? E lui? E lui? Da quant'è che vi conoscete? Da 1 annetto. 1 annetto? Ma senta, l'alfa ha avuto il suo ruolo nel... Diciamo di sì perché io 1 anno prima di conoscerla avevo notato la sua alfa, che non è che non si fa notare in giro per Gorizia. Ma chi è quello lì? Esatto. Lei prima ha visto la carrozzeria. No, prima ho visto i cerchi, visto che sono piuttosto appariscenti. E dopo è arrivata la... E dopo è arrivato lui. Quindi, insomma, dai, ha colpito l'alfa. Viva l'amour. Scendiamo di un plan. Prego, caro. E chi sono quei 2 signori? Quei 2 signori lì, che io ringrazio anticipatamente, sono 2 rappresentanti del corpo docente, sono 2 docenti dell'Istituto Professionale Mattioni che ci stanno aiutando concretamente nel restauro del nostro furgoncino Alfa Romeo F12, che necessita di un profondo e veramente accurato restauro, e loro sono stati gli unici a darci appunto una mano. Sì, queste sono le immagini, le condizioni qua sono già a cuore aperto perché è stato tirato giù il motore, è stato tirato giù anche la scocca dal telaio, però sono argomenti un po' più tecnici e io preferirei, col suo permesso, passare la parola al microfono proprio ai docenti del Mattioni. E che condizioni era? Abbastanza devastanti? Allora, le condizioni all'inizio, il primo impatto non era dei più spiacevoli, però poi dopo, quando abbiamo iniziato a mettere mano e smontare la prima parte, diciamo, abbiamo sollevato la scocca, quindi del veicolo dal telaio, ci siamo accorti di quello che erano effettivamente le condizioni della scocca. Il pianale era completamente disintegrato, era totalmente in ruggine, marcito, e quindi abbiamo iniziato a
a dividere il lavoro. Lavoriamo con la scuola su 4-5 classi terminali, quindi terza, quarta e quinta superiore, con tanti ragazzi a rotazione, quindi abbiamo diviso adesso il lavoro su più classi insieme al mio collega Enrico che segue più prettamente la parte pratica di aula di laboratorio. Io li curo e li seguo un po' i ragazzi invece in quello che è la parte prettamente didattica e teorica, ma che ha al fine di effettuare poi i veri e propri interventi di manutenzione. Senta, concludendo, a che punto siete? E diciamo che dal mio punto di vista siamo a un terzo. Quindi ce ne vuole ancora? Ce ne vuole ancora. Abbiamo l'anno scolastico davanti, quindi con la collaborazione di questo club di Stile Alfa Romeo noi stiamo portando avanti un bel progetto e speriamo di concluderlo prima possibile, meglio. Entro la fine dell'anno scolastico ce lo auspichiamo. Grazie allora all'Istituto Marconi di Cividale. Bello questo connubio fra Stile Alfa Romeo, che ricordo nel fine settimana celebra le rosse che, come avete visto, hanno portato bene a questa coppia che lei sta già messaggiando, non sappiamo con chi, ma la tecnologia probabilmente starà chiedendo, ma sono ecco, grazie Galera che me l'hai colta. Sorride, chissà chi stava scrivendo. Intanto dedichiamo a questa coppia un brano che è molto sensuale, ben si abbina, prego. Per toccarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, se muere por dentro, me está enloqueciendo, me va saturando con tu físico. E questa è una canzone in e questa è una canzone in allegria. Avete il microfono? No, c'era, scusa, fammi il ritornello, com'era questa? Questa è una canzone d'allegria. Questa è la scelta Tarzan Butazzoni, Allora, un saluto e un bacio ad Alice da Gorizia, da parte di un suo fan, che non si firma. Ocio, buonasera Daniele, ho conosciuto mio marito. Fatevi un applauso. Buonanotte, arrivederci. Salve. E questa è una canzone in allegria. Via, 4 amici e poi ci pensiamo noi.